Una delle principali finalità, penso, sia incentivare il recupero e la riqualificazione urbanistica negli ambiti degradati, salvaguardando la sostenibilità territoriale, ambientale e di risparmio del suolo. Allora, non vi interpello per quanto riguarda il sistema idraulico installato che non ha mai funzionato nel discorso del Fontana-Getto, tipo Piazza San Lorenzo. C'è poi il problema del tratto perimetrale, cosiddetto Natura, che siete appena, penso, transitati lì. C'è un tracciato pedonale formato da traversine di legno che per la loro fatiscenza, insomma, sono pericolose al transito, in quanto sconnesse dal terreno e logore, ma soprattutto per chi pratica jogging. O si mette un cartello ben visibile che non si deve praticare jogging per non incontrare problemi, oppure bisognerà togliere le traversine perché sennò. Poi ci sono delle lamentele per lo stato di degrado delle zone limitrofe al parco, non so se avete visto, quelle proprio adiacenti alla... Esterne verso la strada, ok. Lì sono anni che nessuno pulisce, ma anche dalla parte, diciamo, di Viale Mercato. Ecco, quella zona lì, proprio le piante escono fuori dalla rete. Sì. Beh, abbiamo cominciato adesso già a fare i primi spazi. E poi l'ultima che non pensa che l'eliminazione delle 7 panchine, oltre a non risolvere il problema del bivacco degli immigranti che persiste, sia che crei un po' un disagio anche per gli altri utenti. Ok, faccio una risposta unica. Allora, noi oggi siamo qui al Parco delle Fornaci, come stiamo facendo in altri parchi della città, proprio per andare a controllare il servizio di apertura, chiusura, sorveglianza e pulizia delle aree cittadine. Proprio perché ci siamo impegnati in campagna elettorale e questo è un impegno che ci siamo assunti, vogliamo migliorare soprattutto la sicurezza nei nostri parchi. Questo parco, il Parco delle Fornaci, presenta anche alcune importanti problematiche che stiamo riscontrando non solo oggi ma anche da segnalazioni che ci sono state già recapitate in passato. Molti sono gli interventi che dobbiamo fare e ovviamente molte sono le aspettative e le richieste che dobbiamo dare assolutamente una risposta. C'è un problema principalmente di sicurezza, il sindaco Rucco ha già eliminato alcune panchine, non sarà la soluzione al problema, la soluzione al problema sarà sicuramente un progetto di gestione che andrà a migliorare sicuramente la fruibilità di questo parco, non solo per i cittadini di Vicenza o soprattutto non solo per i cittadini di questo quartiere, perché questo è un grande parco della nostra città che non deve servire solo questo quartiere, anche se non dobbiamo dimenticarci che è un parco a disposizione di tutti. Perfetto.